Buonasera e ben arrivato a questa nuova puntata dove l'ospite è molto speciale, qualcuno lo conosce già sia perché l'ho già intervistato tempo fa, sia perché comunque è una persona molto speciale ed utile alla nostra comunità. Voglio invitare qui il dottor Stefano Montanari, buonasera, tra cui lui si professa il maggiordomo della scopritrice delle nanopatologie. Sto scherzando, ovviamente lui e la moglie hanno portato avanti tanti studi riguardo proprio le nanotecnologie, le nanoparticelle e le nanopatologie. Buonasera dottore, come sta? Buonasera, buonasera. Sto tornando dalla cucina dove ho lavato i piatti perché essendo io il numero 2 lavo i piatti e quindi sono il maggiordomo, il lavapiatti, sono il tutto. Però sono anche il numero 2 al mondo, il che è molto triste. Essere il numero 2 a casa e il numero 2 al mondo, perché vuol dire che non c'è altro proprio, vuol dire che siamo da soli, terribilmente da soli. Ci sono persone che comunque sono felici di essere numero 2 al mondo, come dice lei, perché è una persona onesta e per quello che la sto conoscendo io molto etica. È un peccato che nella ricerca della salute, del benessere, di tutto ciò che è proprio la nostra protezione, è solo, diciamo, è solo con sua moglie a fare delle ricerche che invece dovrebbero essere finanziate e prese in mano anche da grandi case, vuoi farmaceutiche o comunque finanziate dallo Stato. Tra l'altro stiamo parlando, per tutti quelli che ci seguono da casa, con un ricercatore autore di trattati internazionali, quindi uno scienziato che si occupa proprio del capire come mai accadono determinate cose alle persone, cioè perché si ammalano, e soprattutto cercare di dare una risposta, se il dottore mi permette, a quelle malattie che la medicina di solito tradizionale non riesce a dare un perché, tra cui, come avevo sentito dal dottor Montanari, alcune malattie brutte, quelle comunque dei bambini. Non so se ci vuole dire qualcosa, ricordarci su che cosa ha lavorato, dottore. Noi abbiamo lavorato su un sacco di patologie, a partire da, cioè tutte quelle che sono le nostre, quelle da micro e nanopolveri, micro e nanoparticelle, quindi abbiamo lavorato su, ai vecchi tempi, quella che si diceva l'uranio impoverito, in realtà era un'etichetta non proprio corretta, comunque erano le patologie dei soldati. Mia moglie, di cui io sono alle dipendenze, è stata per tutte le 4 legislature che si sono occupate delle malattie dei soldati, è stata lo scienziato del gruppo del Parlamento italiano che si è occupata di questa cosa. Noi abbiamo dimostrato che l'uranio impoverito c'entrava fino a un certo punto, c'entravano altre cose, ma poi abbiamo studiato gli aborti, certi aborti, i bambini che nascono col cancro, tante forme di cancro, la leucemia, per cui abbiamo fatto una scoperta importantissima sulla leucemia, ma tutto questo poi ci è stato impedito. Ci hanno impedito di continuare perché davamo fastidio più che altro a tutto quel giro di quattrini e di potere che sta intorno alla malattia. La malattia è un business colossale, immenso, quindi se si va veramente alla radice della malattia, se si scopre a che cosa è dovuta la malattia, cioè quella che si chiama la prevenzione primaria, che è quella che costa infinitamente di meno e rende infinitamente di più, ma rende di più alla gente, e viene Certo. buttati fuori, perché il giro di denaro e di corruzione che conta è quello in cui la malattia effettivamente c'è. Allora guai ad andare alla radice della malattia. Oltretutto, quando si va alla radice della malattia, si fa una scoperta che è abbastanza imbarazzante, cioè si scopre che la stragrande maggioranza dei farmaci non è inutile, è dannosa, il che significa togliere a tutta questa giostra incredibile di denaro, togliere il motore, e quindi questo non va bene. A volte, per esempio, se si riesce a scoprire l'origine della malattia, è sufficiente allontanare il malato dalla fonte della malattia per E guarisce. guarirlo. Quindi non servono farmaci, non serve nient'altro che andare alla fonte.
questo andare alla fonte ha un costo che è infinitamente inferiore a quello dei farmaci, però non rende a girotondo. Per esempio adesso tutti parlano del coronavirus, di questo Covid-19, sembra che sia l'unico patogeno che esista, tant'è vero che ormai nessuno muore più di cancro, nessuno muore più di infarto, non si va più neanche sotto le macchine, non ci si suicida nemmeno più, oggi si muore di coronavirus. Tant'è vero che mi diceva proprio oggi un medico, anzi un medico americano, è costretto a scrivere nel certificato di morte che è coronavirus, anche se proprio il coronavirus non c'entra nulla. L'ho sentito da varie fonti questa cosa qui e noi adesso stiamo... Come? L'ho sentita da altre parti anche questa cosa qui e mi spaventa un po'. Sì, è spaventoso. Noi adesso per esempio abbiamo proposto uno studio importante su queste morti che ci sono oggi, però... Bruciano i corpi, come si fa? Come fai a fare un'autopsia se bruciano i corpi? Questa cosa stavo cercando anch'io di avere più informazioni possibili sulle persone decedute, ma realmente resta difficile avere cartelle cliniche o comunque mettere mano, non personalmente, ma per le autorità, mettere le mani su questi cadaveri perché poi vengono bruciati e quindi le autopsie, poi non so, i magistrati... Le cartelle cliniche ci sono, ma quanto sono affidabili? Io non lo so. Io non mi fiderei proprio tantissimo. Bisogna fare delle autopsie. Le autopsie non si fanno per 1000 motivi. Uno è perché sono delle seccature da fare. Due, perché i medici dicono di aver paura a fare l'autopsia, hanno paura di infettarsi, cosa che secondo me è molto remota, però va bene. L'altra è che quando si fa un'autopsia bisogna sapere che cosa si va a cercare, perché la gente che guarda i telefilm è convinta che basta aprire un cadavere e ti salta in mano la risposta, ma non è affatto così, perché se non si sa dove andare a cercare e che cosa andare a cercare e come andarlo a cercare, dall'autopsia non salta fuori nulla. Allora noi che cosa abbiamo fatto? Più o meno quasi un mese fa noi abbiamo donato una attrezzatura che noi avevamo in laboratorio, era nostra, ci apparteneva. Era un'attrezzatura molto particolare, una specie di maschera, di casco, che ha un tubo collegato a un tubo piuttosto lungo, collegato ad una pompa. Il medico che fa l'autopsia indossa questo casco, il tubo esce e il compressore, la pompa, viene messa fuori dalla stanza dell'autopsia, in modo che possa prelevare aria pulita, diciamo così, e la persona che opera respirando l'aria esterna. Quindi lui ha il suo camice, ha i suoi guanti, ha i suoi calzari, è completamente scafandrato e respira aria che viene da un'altra parte. Quindi noi ci abbiamo impiegato quasi un mese a riuscire a donare questa attrezzatura, perché la burocrazia italiana è veramente qualcosa di grottescamente ridicolo. Quindi siamo riusciti a donarlo a un ospedale di Bergamo, ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, dove l'anatomopatologo era entusiasta di poter fare queste autopsie protette e di lavorare poi con noi. Perché l'accordo che vediamo se potrà andare in porto, perché qui è tutto difficile, qui quando uno ti regala qualcosa sembra che tu faccia un piacere ad accettare il regalo, e così è stato, perché ci abbiamo messo di mezzo tutti. Siamo partiti dai carabinieri. Fortunatamente io ho un ottimo rapporto con i carabinieri del posto, che ci hanno dato una mano come potevano, ma più di tanto non potevano fare. Abbiamo provato con la polizia stradale per poter portare questa apparecchiatura.
con la protezione civile, non c'è stato niente da fare, finché l'amico carabiniere, maresciallo, mi dice: ma perché non provate con la Croce Rossa? Al che mia moglie chiama la Croce Rossa di Bergamo. Questi dicono, nicchiano, ma insomma, però a un certo punto c'è una signora della Croce Rossa che dice: non vi preoccupate, vengo io. E il lunedì di Pasqua lei e altre 2 persone della Croce Rossa, con un furgoncino che non appartiene alla Croce Rossa, ma che era in prestito da una ditta, mi pare di Bolzano, vengono da Bergamo a Modena a prendere l'apparecchiatura che noi regaliamo e abbiamo regalato. Quindi adesso speriamo di poter analizzare noi, con le tecniche nostre, quelle che mia moglie, mio padrone, ha messo a punto, tecniche di microscopia elettronica, speriamo di poter fare una indagine che è unica al mondo, cioè poter andare a vedere al microscopio elettronico quello che sta in queste autopsie. Ma perché questo? Perché il nostro sospetto, io non vorrei essere noioso. Ma una domanda mi sorge spontanea, ma non serve l'autorizzazione da parte di un magistrato, insomma, mettere mano sui corpi, come funziona? Io non me ne intendo, quindi... Sì, ci vuole, ma non è un problema. Per esempio, se in un ospedale si decide che una persona che decede, un morto, è di particolare interesse o è pericoloso, cioè c'è qualche cosa di strano, qualche cosa di pericoloso, qualche cosa che il medico non ha capito, può fare l'autopsia. Chiaramente dovrebbe chiedere il permesso quantomeno, non tanto al magistrato che non c'entra niente, quanto ai parenti, cosa che non viene fatta normalmente, oppure quando viene fatta normalmente i parenti dicono di no, perché purtroppo gli italiani sono estremamente superstiziosi e ignoranti. Però chi è che chiede comunque la cremazione? Qualcuno chiederà sta cremazione, perché a Bergamo hanno cremato, non dico tutti, ma tantissimi corpi. Quindi prima di metterci le mani... non lo chiede nessuno, il che a mio parere, però io non sono un avvocato, è del tutto illegale. Però lo fanno. Ma noi di illegalità siamo pieni. Tutte queste ordinanze che fanno i vari governatori di regione sono tutti totalmente illegali, ma proprio del tutto. Sono fuori dalle leggi, dalla Costituzione, da tutti gli accordi internazionali che abbiamo preso, dalla Carta dei diritti dell'uomo. Sono totalmente illegali. L'uso, per esempio, quando dicono che lei non può uscire, è illegale la cosa, perché c'è un articolo della Costituzione che dice che io vado dove mi pare. Però se non erro l'articolo 15 o 16, non mi ricordo se fosse il 15, recita proprio che noi siamo liberi di andare dovunque tranne in casi di estrema pericolosità o comunque problema sanitario o di sicurezza. No, non è così. L'unica possibilità che c'è per non andare da qualche parte è una zona militare, oppure si può sospendere questo articolo esclusivamente secondo l'articolo 78 della Costituzione, cioè in caso di conflitto. Guerra. Qui non siamo in guerra. Io non ho mai visto un esercito che ci conquisti. Qui non è uno stato di guerra. Quindi la Costituzione non può essere sospesa. Sono tutti illegali queste ordinanze, tanto che un sacco di avvocati hanno già scritto, gli avvocati, la Camera Civile di Prato ha già detto... So per certo che sono state fatte proprio delle denunce al governo o anche verso ignoti da parte di persone che conosco contro malagestio o in generale procurato allarme o errori di questo, di quell'altro, quindi ne sto sentendo di ogni in questo periodo. Sì, però purtroppo la magistratura diciamo che non è attentissima. Ecco, io però mi fermerei qui perché dovrei dire delle cose non belle sulla magistratura. Ma non ci interessa in questo momento. Non le dico. Allora, invece volevo continuare con quello che più è di mia pertinenza. Dell'autopsia, sì. Allora, perché queste autopsie sono fondamentali e quello che proponiamo noi è fondamentale? Perché
Io ho il fiero sospetto, ma tutti gli scienziati hanno il fiero sospetto, a meno che non siano corrotti, e qui parlo di quegli pseudoscienziati che vengono spacciati per scienziati, che invece scienziati non sono. Tutti gli scienziati sanno benissimo, si rendono conto che queste morti da coronavirus sono a dir poco sospette, perché non sono, è evidente che non è così. Io ieri facevo una trasmissione in una radio ed ero con il candidato al Nobel napoletano Giulio Tarro, con Giulio Tarro. L'abbiamo intervistato? Sì, sì, e Tarro diceva sì, i morti da coronavirus accertati sono sicuramente meno di 20. Meno di 20. Gli altri non sono morti da coronavirus. Allora, però sono morti. Sono morti. E allora andiamo a vedere perché sono morti. Una delle cose che sono state viste e che curiosamente noi diciamo da un po' più di 20 anni, però a noi non ci ascolta nessuno, perché siccome non andiamo da Fabio Fazio a raccontare delle fregnacce, a noi non ci ascolta nessuno, queste persone muoiono, hanno la formazione di trombi all'interno delle vene. Che cosa sono i trombi? Sono dei coaguli di sangue. Allora, questi coaguli di sangue, questi trombi, normalmente si formano per 3 ragioni. Sono state individuate nel 1856 da un signore che si chiamava Rudolf Virchow, o quasi individuate. Allora sono il fatto che c'è qualche cosa che chimicamente non funziona nel sangue. Eravamo a metà degli anni dell'800, lui non sapeva che cosa, però si era reso conto che c'era qualcosa di chimicamente, un'incompetenza chimica. L'altra era una lesione della parete della vena, cioè in qualche modo la parete della vena è irritata, è rotta, e allora si forma il trombo. Ma questo succede anche a lei, quando lei si fa una ferita, si rompe, no, la vena perché esce il sangue e si forma il trombo, cioè la crosticina, che serve per bloccare la fuoriuscita di sangue. L'altro motivo, si chiama triade di Virchow questa, l'altro motivo era, secondo Virchow, che poi è corretta la cosa, quando questo flusso di sangue sia in qualche modo impedito. Cioè lei prende la vena e in qualche modo la stringe, la costringe, la blocca e allora gli si forma il trombo. Nel 1865 invece un altro medico, un francese, si chiamava Trousseau, Armand Trousseau, 2 anni prima di morire, scopre una cosa strana, cioè scopre che ci sono dei trombi che non si formano secondo questa triade di Virchow, cioè queste 3 condizioni, ma si formano vagando nei vasi, vagando nelle vene, cioè si formano qua e là senza un motivo apparente. Allora lui dice si formano quando c'è un cancro, cosa che è vera, perché quando ci sono dei cancri si formano questi piccoli coaguli di sangue dappertutto che poi vanno a finire nei polmoni, perché tutto il sangue venoso finisce necessariamente nei polmoni e fa da tappo questa roba. Fanno dei tappi, quindi il polmone non riceve più sangue e quindi muore. E se muore il polmone moriamo pure noi. Si chiama tromboembolia polmonare. Certo. Ma noi, un po' più di 20 anni fa, abbiamo fatto un'altra scoperta. Cioè abbiamo scoperto che quando queste micro e nanopolveri di cui noi ci occupiamo e che sono ubique, le troviamo dappertutto oggi, riscaldamento domestico, le automobili, gli inceneritori, le fonderie, i vaccini che contengono queste polveri. Queste polveri hanno la capacità di trasformare una proteina che sta nel sangue, è una glicoproteina, per chi ha un po' di nozioni di biochimica, si chiama fibrinogeno.
Questo fibrinogeno è sciolto nel sangue, ma quando arrivano queste particelle attivano un enzima che si chiama trombina che trasforma questo fibrinogeno in qualche cosa di solido e si chiama fibrina. Sono delle fibre solide o pappose e lì si formano proprio i coaguli. Su queste fibre si formano i coaguli. Noi li abbiamo fotografati al microscopio elettronico, cioè non è una cosa che io mi immagino che me l'ha detto mio cugino, mi sento che l'ho letto su internet. Li abbiamo fotografati più di 20 anni fa. Oggi si sta scoprendo con grande sorpresa quello che noi abbiamo scoperto nell'anno 2000 o 1997-98. Si sta scoprendo una roba che per noi è vecchia di 20 anni. Cioè si è visto che dentro le vene si formano questi trombi nei malati di coronavirus. Quindi questi non muoiono di coronavirus, ma muoiono di embolia polmonare, di tromboembolia polmonare. Che poi, se vengono, che poi intubare persone che hanno questo tipo di problema potrebbe essere li uccide, deleterio, li uccide. Quindi la cura è peggio della malattia, perché io vado a intubare qualcuno che non ha bisogno di essere intubato, ma ha bisogno di essere scoagulato, cioè questi coaguli devono essere sciolti. Quindi con l'eparina? L'eparina non serve, no? L'eparina serve solo quando si formano, ma quando sono già formati l'eparina non serve a nulla. Questo i medici purtroppo non lo sanno perché non conoscono la biochimica. Io conosco l'eparina perché quando ebbi l'incidente, pure io quasi ci ho lasciato le penne quasi, mi facevano queste punture sulla pancia di eparina, sì, che era un anticoagulante, se non esatto. Okay. Quindi impedivano la coagulazione, ma questa roba è già coagulata. Quindi l'eparina non serve a nulla in quando ci sono già questi coaguli. L'eparina serve perché non si formino i coaguli, ma se sono già formati occorrono altri farmaci, si chiamano attivatori del plasminogeno. Quindi è un altro tipo di farmaco, ma se il medico non lo sa, non riesce a curare il paziente in maniera corretta. Per di più c'è da dire una cosa, i medici usano l'eparina in maniera sbagliata, perché intanto la usano quando il trombo è già formato, che è un errore, ma poi la usano per troppo tempo. L'eparina non può essere usata più di 7, 10, 12 giorni al massimo, perché altrimenti dà origine a quella che si chiama un effetto paradosso, cioè invece di scoagulare innesca la coagulazione. Okay. Quindi fa esattamente il contrario. Dopo più di 10 giorni, 12, l'eparina non deve essere usata. Mai, mai. Quindi, cosa facciamo noi? Qual è la nostra proposta? Andiamo a vedere questi tessuti delle autopsie, andiamo a vedere i coaguli, cioè da Bergamo ci dovrebbero mandare i pezzettini di tessuto e il sangue coagulato. Noi andiamo a vedere se dentro questo sangue coagulato ci sono queste particelle. Se ci sono le particelle, allora bisogna rivedere tutto quello che si è visto oggi sul coronavirus, anche perché queste particelle sono capaci di trasportarli i virus, cosa che noi abbiamo scoperto più di 20 anni fa. Cioè, queste particelle che volano nell'aria sono molto appiccicose. Ma parliamo delle nanoparticelle? Nanoparticelle. Queste nanoparticelle che si formano appunto con il traffico, gli inceneritori, le polveri sottili? Parliamo di polveri sottili? Ultra sottili, polveri ultra sottili. Quindi parliamo di polveri sicuramente inferiori ai 2,5 micron. Allora io posso chiedere una cosa? Sono molto appiccicose le chiedo si appiccicano le chiedo una cosa. i virus. Le chiedo una cosa, ovviamente la risposta potrebbe essere ovvia o non c'entrare nulla. Qualcuno tempo fa, proprio agli inizi, scrisse degli articoli, senza far nomi, in merito proprio a una certa proporzionalità tra inquinamento da polveri sottili e
deceduti di coronavirus o contaminati. Quindi Certo. in questo caso Bergamo e tutte quelle zone lì sono, o comunque anche fino giù alla pianura padana, sono zone estremamente inquinate proprio da queste polveri sottili. Quindi lei mi sta dicendo che quella, non so, idea, studio di qualcuno aveva già realmente delle fondamenta quasi scientifiche, perché Ma c'è una vede, quel correlazione. qualcuno, se qualcuno avesse letto i nostri lavori di 20 anni fa, le avrebbe già trovate quelle cose. Cioè, come se io oggi andassi a scoprire l'isola d'Elba. Lo sapevamo già che l'isola d'Elba c'è. Però questi signori non leggono la letteratura precedente, fanno delle grandi scoperte senza sapere che le hanno già scoperte. Cioè, io prendo le caravelle, sbarco in America e ci trovo già a New York, là, perché c'è già arrivato qualcuno molto prima di me. Noi ci eravamo arrivati più di 20 anni fa, l'abbiamo pubblicate queste cose, addirittura le abbiamo scoperte nel corso di ricerche fatte per la Comunità Europea. Cioè la Comunità Europea aveva accolto un progetto di ricerca che avevamo scritto noi, aveva scritto principalmente mia moglie, aveva messo mia moglie a capo di queste ricerche ed erano saltate fuori queste cose. Parliamo di 20 anni fa. Quindi tutte queste scopertone, per noi è tutta roba vecchia. Comunque, per quanto riguarda l'inquinamento, basta guardare le fotografie da satellite, si vede perfettamente che la pianura padana è completamente ricoperta, completamente intrisa di queste particelle. Ma perché questo? Perché la pianura padana è contornata dalle Alpi e dagli Appennini, cioè una specie di ferro di cavallo intorno. Questo ferro di cavallo è rivolto verso ovest. Ora c'è una legge fisica, di fisica dell'atmosfera, che si chiama legge di Coriolis, che ci dice che tutta l'aria, questo a causa della rotazione terrestre, arriva a noi, ci arriva da ovest. Quindi tutte le correnti principali arrivano da ovest, ma si fermano contro questo ferro di cavallo formato da Alpi e Appennini, il che significa che non lasciano passare l'aria. È per questo che la pianura padana è inquinata, perché non c'è sfogo, non ha sfogo, e allora ci si ammala. Allora, si ammala di più. Visto che non mi aspettavo arrivassimo a questo punto, non era preventivato che lei mi dicesse delle cose così importanti, tra cui la possibile cura, perché da quello che sto capendo, da quello che mi dice, realmente abbiamo capito, forse, vedremo nelle autopsie se riuscirà ad avere quei tessuti. Forse sì, aspettiamo questi tessuti, ma bene o male ci sono delle buone probabilità. Non si potrebbe parlare con il ministro Speranza e farci aiutare ad avere tessuti, studi, una ricerca, un supporto? Allora. Se noi aspettiamo le istituzioni, io ho 71 anni, ne aspetto altri 71. Complimenti. Le istituzioni hanno fatto di tutto per bloccarci. Ci hanno tolto 3 microscopi elettronici, 3 ce ne hanno tolto. Ci hanno bloccato le ricerche sulla leucemia. Ce ne hanno fatte di tutti, ci hanno sequestrato i computer. Mi ricordo quella storia lì dei computer che poi ha vinto, nel senso non dovevano, non potevano sequestrarli. Una delle tante, ce ne hanno fatte di tutti i colori. Quindi le istituzioni le lasciamo da parte, tant'è vero che questa ricerca la stiamo facendo con una donazione di attrezzature nostre e nessuno ci dà un soldo. Ora tenga presente che a me ogni analisi costa 1.500 euro, a me. Quindi lei immagini quante analisi dobbiamo fare. Non solo, ma c'è il grosso problema che noi per fare queste analisi abbiamo bisogno del microscopio elettronico. Ce l'hanno portati via 3, l'ultimo ce l'ha portato via 10 anni fa Beppe Grillo, quello di Grillo, sì. È a Pesaro, sono 5 settimane che non riusciamo ad accedere a Pesaro. Noi potremmo andare a Pesaro perché un magistrato ha detto voi potete usarlo almeno una volta alla settimana, ma noi non possiamo andare a Pesaro perché a Pesaro l'ARPA, cioè l'ente in cui è il microfono, è chiusa. Abbiamo telefonato anche stamattina. Quando riaprirà?
dopo il 3 maggio. Dopo il 3 maggio. Io ho una lettera ufficiale dell'ARPA che dice che dopo il 13 aprile possiamo andare. Oggi ne abbiamo 15, abbiamo telefonato stamattina, fino al 3 maggio non si può andare. Allora, ci sono altri microscopi in Italia? Che si possono, ci sono altri microscopi di quel calibro per lavorare? Sì, almeno una ventina ce ne sono, ma chiaramente non è che lo prestano a noi, anche perché quando noi facciamo queste ricerche lo monopolizziamo quell'apparecchio. Non è che lo usiamo un'ora. Però se le università sono chiuse potremmo approfittare se ce l'hanno l'università, chi ce l'ha questi microscopi? Potremmo andare in Allora, intanto università che abbiano quel microscopio io non ne conosco. Forse qualche centro di ricerca c'è, ma sono tutti chiusi, tutti. Quel microscopio ha bisogno di manutenzione, ha bisogno di azoto liquido. Se io anche riesco ad accedere a entrare nei locali, ma nessuno ci mette l'azoto liquido, perché la ditta che deve portare l'azoto liquido non è aperta, perché l'omino che lo mette dentro non glielo mette dentro. Io ho una bellissima Ferrari senza col serbatoio vuoto. Allora, siccome 10 anni fa abbiamo cominciato a raccogliere i soldi per il nostro microscopio per sostituire quello che Grillo ci portò via, se noi oggi avessimo quel microscopio a casa nostra, cioè nel nostro laboratorio, il problema sarebbe zero, perché noi tutti i giorni, come abbiamo fatto in passato, domeniche, Ferragosto, Natale, Capodanno compresi, saremo in laboratorio a lavorare. Invece non lo possiamo fare. Da 5 settimane siamo fermi, fino a maggio non se ne parla nemmeno, e sarà comunque una volta alla settimana facendoci 400 chilometri, perché tra andare e tornare sono 400 chilometri. Se vi portano questi tessuti per fare delle autopsie, per fare un controllo a quei coaguli, le serve quel microscopio lì o può riuscire a vedere un po' con altre attrezzature queste nanoparticelle? Non esiste nessun'altra possibilità al mondo, c'è solo quella, solo quella. Ok, allora quindi tornando alle cause, l'inquinamento potrebbe ha una buona probabilità di influenza negativa sullo stato di salute in generale, tanto più in questo momento parlando di virus. Mi conferma questo? Almeno sì, ma non è da solo, non è da solo, perché l'inquinamento potrebbe essere una concausa, perché una delle cause è sicuramente l'eccesso di vaccinazioni, ma esiste un lavoro molto bello fatto in ambito militare in cui si dimostra che le vaccinazioni aumentano del 36%, Giulio Tarro lo citava proprio ieri, aumentano del 36% le possibilità di patologie polmonari. Quindi in quelle zone si è fatta una campagna veramente fuori, ma di che vaccini parliamo? Dell'antinfluenzale o di altri tipi di vaccino? Allora, in realtà tutti i vaccini, ma gli antinfluenzali sono i peggiori in assoluto. In assoluto sono i peggiori, anche perché gli antinfluenzali sono i più sporchi fra tutti i vaccini. Noi da 15 anni analizziamo i vaccini. I più sporchi in assoluto sono gli antinfluenzali, sono pieni di inquinanti, sono pieni di ogni porcheria. Per di più c'è una pessima abitudine in Italia, che è quella di vaccinare i vecchi. Ora, un bravo farmacologo non può non sapere che un ultra 65enne non potrà mai avere un'immunizzazione da parte di un vaccino, mai, non è possibile. Me lo spiegava il mio professore di farmacologia 50 anni fa, professor Luigi Molinengo. Se si va all'Università di Torino si trova la targa, perché è stato uno dei più grandi farmacologi italiani. Lui ce lo spiegava 20 anni fa, 50 anni fa. Quindi vaccinare un vecchio è una follia. In quelle zone si sono vaccinati a tappeto e, guarda caso, a morire sono i vecchi. Sono proprio i vecchi a morire di questi problemi polmonari. Cioè, il vecchio muore perché è ora che muoia, ma ormai anch'io ho superato di un anno l'età canonica
secondo Dante Alighieri Ma io a non so, 70 anni bisognava morire. su questo non sono d'accordo. Se uno sta bene perché deve morire, non è che a 70 Ma anni perché? oggi... Ma perché non ha più voglia di vivere? Ah, un altro discorso questo, per chi non ha più voglia di vivere, ma ci sono tantissimi 75 anni, io mio padre 74 anni è una bestia, anzi 75 quest'anno è una bestia, nel senso ha voglia di vivere, si allena, fa i suoi esercizi, quindi io non penso che perché una persona è avanti con l'età dice ok allora deve andare, cioè se il vaccino anti-influenzale gli crea un problema in più mettiamo in discussione sti vaccini, cioè io sono per la salute e per il benessere, è stata fatta mi ricordo una grande campagna mediatica o comunque proprio il medico di famiglia ha sempre consigliato e consiglia sempre questi vaccini anti-influenzali, io non l'ho mai fatti, non so se ci sono giovani che li utilizzano, però se realmente oggi, dato che lei non è il primo che dice questa roba qui riguardo i vaccini in generale e gli anti-influenzali, cerchiamo di andare avanti, cioè cerchiamo di parlarne il più possibile per almeno fare più ricerca e capire se impatta negativamente, cioè se i pro e i contro non pesano uguali, anzi i contro sono più dei pro, cioè lasciamo perdere, uno si prende l'influenza. Vede, c'è un errore di base in quello che lei dice. In realtà no, non è un errore, quello che lei dice è perfettamente giusto e ragionevole e questo è il problema. Il problema è che ormai la ricerca indipendente praticamente non esiste più. Vede, noi facciamo ricerca indipendente, vede i problemi che abbiamo, ci hanno massacrato. Non abbiamo più nemmeno i soldi per pagare l'affitto del laboratorio. Oggi la ricerca, tutta la ricerca viene pagata dalle ditte farmaceutiche. Che ovviamente hanno interessi, cioè non è giusto così. Cioè, Ma proprio mi in sembra generale. ovvio. Scusi, se lei paga, non paga per avere qualche cosa che le si ritorce contro. Certo. Guardi le università. Oggi le università sono mantenute, i laboratori universitari, cioè non la facoltà di lettere, cui non gliene frega niente a nessuno, ma le facoltà di medicina, di farmacia, di biologia, di scienze naturali, sono tutte mantenute dalle case farmaceutiche. Se lei toglie quei soldini, non ci sono più soldi nemmeno per comprare la bottiglia di acido cloridrico da dentro, che costa 10 euro. Non ci sono più, non c'è più i soldi per pagare la bolletta del telefono. Oggi le case farmaceutiche le fanno fare carriera. Se lei non sta con quello che le dice la casa farmaceutica, lei la carriera non la fa, lei non va ai congressi, lei rimane l'ultima ruota del carro. Guardi, io... Anzi, per quello che ho visto quello che ci stanno facendo a me, ma ho saputo che è stato in primis diffidato lei nel comunicare su canali social o YouTube o qualsiasi cosa che permetta di comunicare, quindi sto vedendo questo mondo, non mi ero mai interessato prima perché io sono un imprenditore e mi occupo di formazione, cioè di aiutare le persone a trovare soluzioni economiche e personali. Questa roba qui non l'avevo mai presa in mano, cioè non avevo mai indagato personalmente, sto scoprendo veramente il vaso di Pandora. E sono qui e continuo a farlo perché ritengo che ognuno meriti di avere la verità o comunque di cercarla questa benedetta verità. Ma vede, il fatto è che la salute è un business molto particolare. Tutti cerchiamo la salute, tutti la vogliamo e siamo disposti a fare delle cose anche strane per la salute. Lei guardi quelli che vanno dai guaritori filippini, che tirano fuori i figatelli di pollo, fanno finta. Dagli sciamani. Lei guardi quelli che comprano i farmaci tarocchi. C'è veramente, guardi quelli che vanno da quelli col pendolino, c'è di tutto, per carità, va benissimo. A me, io non ho problemi. Però c'è da tener conto anche di un'altra cosa. La salute noi la recuperiamo in maniera naturale. Tutti gli esseri viventi, tutti, dalle amebe ai trifogli, ai rinoceronti, agli esseri umani, hanno quella che si chiama, una capacità che si chiama omeostasi, se le piace la derivazione latina, omeostasi, sì. Se le piace quella greca, cioè la capacità di riportarsi in stato di salute in maniera totalmente naturale. Le faccio un esempio banale. Lei ha mal di testa, viene da me, io sono il grande luminare e le dico che lei si deve mettere lo smalto giallo nelle unghie dei piedi.
Lei se lo mette, 2 giorni dopo torna da me e io le dico ancora mal di testa, lei mi dice no, e io le dico vede che lo smalto giallo sulle unghie dei piedi è servito. In realtà lei è guarito da solo. Prende l'influenza. Il mio Ma sta professore parlando per caso di di effetto biologia, placebo? Comunque anche un effetto placebo? un effetto placebo, ma se lei non si fosse messo nulla, Sarebbe sarebbe guarito guarito. ugualmente. Guardi, il mio professore di fisiologia, che era un signore che si chiamava Luigi Di Bella, Luigi Di diceva, Bella. io sono stato 3 anni allievo di Di Bella e sono amico Complimenti. dei suoi figli. Hanno massacrato, io me lo ricordo, ero piccolo, avevo un mio amico che aveva un tumore su una gamba e cercava di fare la sua cura, l'aveva iniziata e mi ricordo, ero piccolo, avrò avuto 15, 16, 17 anni, forse 18 al massimo, mi ricordo che hanno massacrato Di Bella all'epoca, l'hanno reso ridicolo, ridicolo come fosse un millantatore di invenzioni, non si sa Pensi che. che Di Bella ha un tasso di guarigioni dei tumori che è infinitamente superiore rispetto a quella dei tromboni che noi sentiamo per televisione, però non se ne può parlare. Non solo, ma con la cura di Bella si può anche morire, come con tutte le cure, ma si muore in maniera dignitosa. C'è gente che muore al pomeriggio, ma la mattina era andata in bagno ancora con le gambe sue. E questo non è poco, perché poi alla fine si muore tutti, Prima o poi, però Di certo. Bella ha un tasso di guarigioni molto elevato. Ma a parte ciò, torniamo al mio professore Di Bella, Sì, che Di Bella aveva 3 lauree, medicina, farmacia e chimica, quindi non è proprio, leggeva in tutte le lingue, tutti i lavori scientifici, lui li conosceva a menadito, leggeva in russo, era una cosa incredibile. Lui diceva, l'influenza è una malattia che curata passa in 7 giorni, non curata in una settimana. è uguale. È uguale, certo, certo. Quindi, e io ricordo la prima lezione di università, 1968, la preside di facoltà, che era una signora noiosissima, che insegnava chimica farmaceutica 2, era un esame micidiale, ci fece la prima lezione come preside di facoltà e ci disse: ricordatevi che non esiste nessun medicinale senza effetti collaterali. Certo. Quando dovete somministrare un medicinale, mettete sempre su un piatto della bilancia quello che sperate di ottenere e sull'altro piatto quello che temete di avere. Vedrete che molto spesso il piatto più pesante è quello cattivo. Certo. Quindi prima di dare un farmaco pensateci 1000 volte. Oggi i farmaci si danno come se fossero le Mentine. noccioline. Sì, sì. Tra l'altro E sa che lei, addirittura io ho trovato lei mentre un giorno ero in palestra perché ancora non c'era tutto questo blocco, mi è capitato su, non so dove, mi sembra su YouTube, su qualche intervista su YouTube e ho sentito che parlava proprio delle prime fasi di questo Covid e parlava dell'influenza, dove realmente quando uno prende le cose per abbassare la febbre fa del male perché il corpo alza la propria temperatura proprio per autoguarigione, cioè per combattere i virus, mi conferma questo? Quindi io ci ho realmente. scritto un libro sopra, Ok, e allora perché si alza la temperatura? Perché è la prima difesa del nostro organismo, è la più potente. E si alza la temperatura perché a temperatura più alta, e più alta è meglio è, tutto il nostro sistema immunitario funziona meglio, tutto, dal punto di vista sia chimico sia biologico. Dall'altra parte, i virus e i batteri ad alta temperatura funzionano meno. Quindi la febbre aumenta le nostre capacità di difesa e diminuisce la capacità patogena dei virus, dei batteri, dei funghi. Quindi quando il medico le dà la tachipirina, il paracetamolo, che è il sì, principio attivo della tachipirina, ma noi in Italia abbiamo 470 farmaci col paracetamolo, fa una cosa devastante. È come se un'antica città, lei immagina un'antica città assediata, aveva le mura, allora per prendere aria, io che sto dentro le mura, abbatto le mura, perché dice così prendo più aria. È chiaro che senza le mura il nemico le arriva entra. addosso. Quando lei
toglie la febbre, lei aiuta il suo nemico e indebolisce il suo esercito. Quindi quando il medico le dà il paracetamolo, perché lei ha 37,8, lei deve cambiare medico, perché non è capace. Penso che il 90% degli italiani, almeno per le persone che conosco io, appena arrivano vicino ai 38 prendono un paracetamolo, che sia tachipirina o altro. Vede, mio nonno diceva sempre che ne uccide più l'ignoranza della febbre spagnola. La febbre spagnola uccise decine e decine di milioni di persone nel 1918. Mio nonno, che era nato nel 1894, diceva sempre ne uccide più l'ignoranza della febbre spagnola. I medici purtroppo non sono sufficientemente preparati. I medici purtroppo spesso non conoscono le basi della medicina. Quindi quando un medico le dà il paracetamolo perché lei ha 38 di febbre, non ha capito nulla, non conosce la fisiologia, non conosce la biologia. Guardi, da me è venuto una volta un signore, una persona apparentemente normale, apparentemente, che mi disse: io tutte le sere do una pastiglia di tachipirina a mio figlio. E io dico: scusi, perché? E mi disse: per prevenzione. Ma prevenzione di che cosa? E lui mi guardò stupito, non capiva, ma prevenzione in generale. Cioè tutte le mattine, tutte le sere, questo povero bambino si mangiava una pastiglia di tachipirina perché suo padre, con le migliori intenzioni possibili, gliela dava, senza rendersi conto che devastava il bambino. Sì. Ma guardi che queste porcherie si vedono tutti i giorni. Guardi il cortisone. Il cortisone, che è un prodotto chimico del nostro organismo, che è utile per certi problemi, viene adoperato a dismisura in maniera totalmente sbagliata. Il cortisone le toglie un sacco di capacità di difesa dell'organismo, però che cosa fa? Le nasconde il sintomo. Di solito il sintomo, per esempio la febbre è un sintomo, certo, l'infiammazione è un sintomo, ma è anche una difesa, è sia una difesa sia un avvertimento. Le faccio una domanda: a che livello però poi bisogna intervenire? Perché una persona può dire: ma se mi arriva a 39, se mi arriva a 39,5, cioè qual è il livello per cui poi a un certo momento uno deve prendere qualcosa per abbassare la febbre? Allora, se c'è un livello. Prendi qualcosa per abbassare la febbre solo se ha per esempio dei problemi di delirio. Guardi, un paio d'anni fa io sono andato a Trieste e sono stato punto da un insetto. Avevo 41,3 di febbre, 41,3. Io ho fatto una conferenza con 41,3 di febbre, sono tornato a casa da Trieste a Modena in treno, cambiando il treno 3 volte, sono andato a letto, dopo non ho preso nulla, dopo un giorno e mezzo avevo 36,3. Io con 41,3 ho fatto una conferenza. Ma questo perché lei è contrario proprio all'utilizzo di paracetamolo o altri? Cioè, perché lei sa, voglio dire, lei avendo la conoscenza ha fatto questo. Guardi, se lei leggesse il mio libro su questo problema... Come si chiama questo libro? Lo mettiamo nei commenti. Come si chiama? Tachipirina, paracetamolo e altri farmaci per abbassare la febbre. Sì o no? Punto interrogativo. Okay. Macro editore. Comunque basta andare sul mio sito che è www.stefanomontanari.it. Ma lo mettiamo tra i commenti perché non guadagno nulla a farle pubblicità, ma io ritengo che questo lo debbano sapere, cioè questa informazione deve arrivare da tutte le parti in Italia. Tra l'altro, per chi è connesso, per favore condividete questa diretta perché è una roba che devono sapere tutti. Ci stiamo intossicando senza rendercene conto, certo, e rendiamo la vita più difficile al nostro corpo e alle nostre difese immunitarie. Questo, quando l'ho sentito da lei, mi ha fatto venire voglia di cercarla proprio e intervistarla, neanche tanto parlare del Covid, ma parlare di questo. Ho capito che lei era una persona che comunque vedeva il corpo umano e la salute in una maniera diversa, mi andava di sentirlo e mi fa piacere sapere queste cose qua. Posso dire una cosa: ovviamente io non ho
ripeto, le sue conoscenze, ma le dico che sul mio corpo io applico più o meno le stesse regole, prendo quasi nulla e se prendo qualcosa arrivo a prenderlo proprio, se dovessi prendere qualcosa proprio quando non ne posso più, devo abbassare magari il dolore, quando mi sono stato operato ho dovuto prendere delle cose per l'incidente che ho avuto, quindi lì è inevitabile. Però per un piccolo mal di testa o per un po' di febbre io non mi sono mai preso nulla, quindi questa è una cosa che... Scusi, sta suonando il telefono, vado a staccare. Sì. E ragazzi, inserite nei commenti, tra l'altro per chi ci segue, dicevo, condividete questa diretta, se siete su YouTube iscrivetevi al canale perché ho deciso proprio di fare tutte puntate mirate a dare questo tipo di informazioni, o se siete su Facebook mettete un like per seguire e magari spuntate seguite per primi, perché queste sono le dirette che darò in questo periodo. Qualcuno mi dice: Leonardo, ma tu la formazione, il successo, fare soldi, io voglio focalizzarmi sulle robe positive, non parlare di politica, di salute, è vero, io sono d'accordo, bisogna far soldi, creare abbondanza, focalizzarci sugli obiettivi, sono il primo a dirlo, ma qui il primo obiettivo, ragazzi, è la salute, è scoprire la verità, capire come curarsi, come vivere, come funziona l'economia, che fine farà l'Italia, ragazzi. Sono il primo a dire che bisogna spingere nella vita, fare aziende, fare business, divertirsi e fare tante cose, ma qui c'è un sottostante che è proprio quello della nostra sicurezza, della nostra salute, che non può essere trascurato. Quindi non me ne vogliano le persone che mi hanno conosciuto come formatore e mi vogliono bene come formatore, ma devono capire che oggi sto facendo anche i loro interessi, cioè cercare la salute, cercare la verità, cercare di capire cosa fare col nostro corpo e cosa fare con la nostra amata Italia che in questo momento ha bisogno di noi. Ho approfittato per dire questa cosa, dottore, perché voglio fare in modo che questa informazione arrivi ovunque in Italia. Oggi mi sono preso questo onere, questa responsabilità, perché ci credo tantissimo. Mi stava dicendo, guardi, quindi... No, stavo dicendo che noi stiamo veramente esagerando con i farmaci, perché i farmaci sono il business in assoluto più remunerativo che esista. Non esiste nulla che renda quanto i farmaci. E quindi lei pensi, per esempio, Bill Gates, oggi è al centro dell'attenzione. Bill Gates ha rinunciato a gran parte di quello che gli veniva da Microsoft per gettarsi nei farmaci, perché i farmaci rendono molto più di quanto non renda Microsoft. E se glielo dice Bill Gates... Ancora è a caccia di soldi Bill Gates, voglio dire, ancora sta lì a spingere... Io ho conosciuto una persona corrotta fino al midollo, che faceva una vita da cane, veramente da cane. Lei lo vedeva alle 5 del mattino di domenica andare a piedi in ufficio. La domenica, dove rimaneva tutto il giorno a lavorare. Lui non faceva nulla se non a fronte di mazzette. Era pieno di soldi, ma una cosa incredibile veramente. Lui faceva una vita da straccione. Lui era un collezionista di denaro. Allora, lei immagini una persona come Bill Gates. Bill Gates ricco, se lei gli togliesse il 90% del suo patrimonio, non se ne accorgerebbe, perché la sua vita sarebbe identica. Certo. Se lei glielo decuplicasse, non gli cambierebbe niente. È quello che penso, infatti. Infatti, però... È diventata una malattia. Che cos'è che non si compra? Cioè, che cos'è che il denaro non le dà? Il potere. Ma il potere sugli altri individui. Lui sta comperando il mondo per avere il potere sugli altri, perché lui diventa il padrone di Leonardo, di Stefano, di tutti. Lui decide la vita e la morte. Secondo lei, lui è Dio. Visto che adesso purtroppo in questi 2 mesi è uscito fuori più volte il nome di Bill Gates legato alle sperimentazioni, a quella società, a quella fondazione che ha, al progetto Covid, le dico, secondo lei, al di là di Bill Gates, come si evolverà questa situazione pandemia italiana, soprattutto a livello mondiale? Allora, la pandemia non esiste, guardi, se ne parlava ieri con Giulio Tarro, candidato al Nobel, sì, l'abbiamo intervistato. Stefano Scoglio, candidato al Nobel, quindi
se ne parlava con persone di livello, la pandemia non c'è, non esiste, non esiste, non esiste proprio neanche... Quindi stiamo chiusi a casa per nulla? Per nulla. Se lei va a vedere questo un po' fa che cosa incazzare, significa pandemia... se è così mi fa incazzare assai questo. Già mi No, no, incazzai all'inizio. non ci sono i numeri, non ci sono i dati. Quindi stiamo veramente facendo una cosa folle. Perché questo? Io non voglio fare della dietrologia perché è una cosa che non mi piace, poi parlo di cose di cui non posso essere certo, però mi vengono dei fieri sospetti. Allora, io sto mirando a fare una cosa terrificante, cioè dal punto di vista economico sto mandando a catafascio l'economia mondiale. Non la finanza, l'economia, sono due cose che non sono la stessa cosa, non vanno neanche in parallelo, anche se dovrebbero, ma finanza ed economia purtroppo non vanno in parallelo. Allora, che cosa faccio? Io mando all'aria l'economia, il che vuol dire che faccio chiudere la fabbrica, faccio chiudere il negozietto di mutande, la pizzeria, faccio chiudere tutto, si ferma il mondo. Io compro quello che voglio a prezzo di realizzo. Non hanno chiuso le borse, perché? Non lo so, io lo so, ma la borsa quando c'è un eccesso di ribasso dovrebbe chiudere, sì. Quando c'è un titolo in eccesso di ribasso, certo, non si può né comprare né vendere. Come quel giorno della dichiarazione della Lagarde, no? Abbiamo perso in un giorno il 17%. Esattamente. Allora, con le borse che perdono a dismisura si tengono aperte. Perché? Perché fra 2 mesi lei compra una ditta che valeva 100, la compra a 0,1. Fra 2 anni, quando piano piano si ritornerà... Ma lei sta parlando di investitori esteri, quindi nei confronti dell'Italia, o in generale proprio un paese verso l'altro? In generale, chiunque abbia soldi, ma tanti, chiunque sia Bill Gates, lo può fare. L'altra cosa è questa. Ci stanno esasperando, perché siamo tutti chiusi in casa, perché non ne possiamo più. Guardi, io vedevo oggi un mio vicino di casa, dei miei vicini di casa, una mamma che io abito in una piccola frazione a 10 km da Modena e quindi ci sono dei prati. Questa mamma si era messa davanti al praticello di casa, avevano fatto una porta di calcio con delle pietre, la mamma stava in porta e il bambino batteva i rigori perché non ne potevano più e la mamma faceva il portiere. Non ne possiamo più. Sono d'accordo. Quindi poi io ho un mio vicino di casa che aveva aperto un negozio di scarpe, lo doveva aprire a metà marzo. Lui ci aveva messo tutti i soldi della sua vita. Finito. Allora, le diranno, vuoi tornare a fare la vita di prima o quasi la vita di prima? Devi comprare il vaccino. Certo. E ce l'abbiamo già. Guardi quel vaccino che adesso sono diverse ditte che stanno preparando i vaccini. Io però, scusi un attimo, io la prima volta che l'ho intervistata mi ha detto che per l'influenza realmente, dato che non è una malattia, come si dice, autoimmune? Si dice no. Come si dice? Questa è una malattia che non dà immunità. Che non dà immunità, scusi, non ricordavo il termine. Quindi mi ricordo che lei alla prima intervista che l'ho fatto mi ha detto che l'influenza stessa varia ogni volta, non dà immunità, le persone la riprendono più volte proprio perché non crea anticorpi, varia, no? Muta. Anche il raffreddore. Esatto, e visto che il coronavirus è della famiglia dei raffreddori, lei mi ha detto che mutando o cambiando non può avere un vaccino, quindi come fanno ad avere un vaccino su una roba che non può avere vaccino? Se ho capito bene. No, ha capito bene, non è possibile, non è tecnicamente possibile avere un vaccino. Ma che cosa importa? L'importante è che la gente si convinca che ha bisogno del vaccino. Ma perché ha bisogno del vaccino? Perché se ti fai il vaccino poi esci di casa. Esattamente quello che succede in Argentina. Quasi comprare la licenza per uscire.
In Argentina ci sono 20 vaccini obbligatori. Se lei non si vaccina con quei 20 vaccini, lei non ha il passaporto, non ha la carta d'identità, non ha la patente. Facciamo così anche in Italia. Facciamo così dappertutto. Se lei non si vaccina, lei è semplicemente un essere che paga le tasse. E basta. E basta. Allora facciamo un bel vaccino, che è una porcheria. C'è un signore in America, un signore italiano che fortunatamente se n'è andato dall'Italia, ma che però adesso farà qualche danno anche in Italia, che sta lavorando su un vaccino che è furbissimo, perché lo presentano come un cerottino. Allora lei nella sua mente associa il cerottino a qualche cosa di leggero, sì. Il bambino che si è fatto la bua e che si mette il cerottino. Allora in questo cerottino, che non c'è bisogno di applicare in ospedale, se lo applica da sé. Lei lo compra in farmacia. Questo cerottino ha 400 aghetti dentro, 400, piccoli piccoli, ma fatti di zucchero, perché sono fatti di uno zucchero. Ma dentro c'è un pezzettino di una proteina. Questa proteina si chiama spike, è una proteina del virus. Ma poi che cosa c'è dentro questi aghetti di zucchero? Ma delle altre cose che permettono a chi verrà a controllarla di sapere tante cose su di lei. Per esempio, con quello loro vedranno se lei si era applicato il cerottino o no, perché dentro lei, nel suo corpo, avrà per sempre quella informazione. Ma insieme con quello, che cosa le metteranno in quei 400 aghetti nel cerottino innocuo? Ma non lo vengono mica a dire a lei, ma neanche a me. Però è qualche cosa che permetterà tanti controlli, ma sarà anche per il bene suo, così loro vedranno che tutto quello che interessa a loro, ma a loro interessa perché fa tanto bene a lei, tutto questo. Loro avranno il controllo totale sulla popolazione. Totale. C'è qualcuno che sono sicuro avrà qualche domanda da fare e chiedo a tutti quelli che ci seguono, fate qualche domanda veloce, se riusciamo a rispondere rispondiamo. E io dico una cosa, io detesto tutte le persone, basta che non mi scrivete complottisti, questo è un complotto. No, aspetti dottore, dico una cosa io importante perché poi sennò qualcuno mi va veramente sulle palle, mi scusi il termine tecnico, nel senso che è stato diffuso questo termine, no? È stato spacciato questo termine complotto, prendono in giro questo termine perché vogliono ridicolizzare chi si fa qualche domanda in più, perché non è un'invenzione di oggi che ci sono degli esseri umani che per un vantaggio proprio magari fanno dei danni ad altri, ok? Questo è sempre successo, ma anche da bambini quando si gioca a volte il bullismo, no? Cioè quando il bulletto viene lì e ti ruba la merenda o ti fa una cosa, quello non è, o quando sono 3 in 4 5, non è un complotto, è un'associazione a delinquere, è un'associazione di stronzi che fa del male a un bambino. E secondo voi quando gli adulti diventano grandi smettono, perdono questo vizio? No, ci sono altre persone che diventano più grandi, alcuni anche potenti, si mettono insieme e non fanno il complotto, semplicemente fanno un'associazione a delinquere. Quindi per quelli che devono fare delle domande intelligenti e serie, fatele. Se dovete mettere dei commenti coglioni, perché dei commenti di persone che hanno il cervello come un colibrì, e non voglio ridicolizzare il colibrì, andate via, andate a vedere la TV, andate a vedere qualche bel programma di intrattenimento demenziale per le persone invece che hanno un po' di testa, un po' di sale nella zucca. Fate delle domande intelligenti perché qui stiamo semplicemente cercando di capire come proteggerci e come tutelarci, visto che chi dovrebbe farlo non lo fa. Mi scusi la digressione, dottore, ma ci tengo perché poi vedo tanti commenti, io me li vado anche a leggere sia qui sia nel gruppo To The Top Together, quello in cui oggi sto continuando a fare la mia formazione, quindi voglio fare del tutto per aiutare le persone a rispondere alle domande, per far sì che le dirette abbiano un senso pratico per noi, per tutti quanti. Ecco, però guardi, così a corollario e a spiegazione, fate le domande, fatele adesso, perché se io entro l'ho già detto tante volte, se entro il 30 aprile non riusciremo ad avere il microscopio, io non risponderò più a nessuno. Ok. Non risponderò più. Quindi o
la gente si tira fuori il resto di una sigaretta Sì, e ci dota del microscopio che non serve a noi ma serve a loro, alle serve a tutti persone, certo. voi. Se entro il 30 aprile questo microscopio non ci sarà, io non rispondo più a nessuno, quindi fatele adesso. Io questo già lo sapevo, infatti il motivo per cui l'ho richiamata come promesso, dottore, è perché voglio farla conoscere, già è molto noto lei, ma voglio fare in modo che sia più noto, che tutti conoscano la realtà o almeno quello che sta vivendo, le possibilità che avremo di studiare meglio il Covid, come altre cose, come polveri sottili, come la leucemia e tant'altro. La Certo, leucemia, certo, guardi che è una certo, malattia che sta aumentando certo, tantissimo certo, e noi potremmo fare tante cose, dalla diagnosi precoce fino alle terapie, però certo, cioè, lo si vede che faremo. la gente non interessa. Ma guardi, io mi sono un po' purtroppo ricreduto anche su questo. C'è tanta indifferenza, cioè non dico che tutti gli esseri umani non sono umani, però ce ne sono alcuni che non riescono a capire, sono così storditi dalla TV, così storditi da questo regime che comunica in una maniera che non vede, non sente più nulla. E poi oggi immagini, dottore, lei questo lo sa, lo ha affrontato anche prima mentre parlavamo, la gente sta morendo di fame, oggi ha problemi importanti e realmente non riesce a capire. Allora, qualcuno mi chiede, e se uno si rifiuta di fare il vaccino, dottore, cosa succederà? Non uscirà di Ah casa? beh, questo non lo deve chiedere a me, lo deve chiedere a un avvocato, perché allora la vaccinazione forzata è totalmente contro almeno una dozzina di articoli della Costituzione e altrettanti articoli di varie carte dei diritti umani che l'Italia con entusiasmo ha sottoscritto fin dagli anni 50 per poi dimenticarsene immediatamente. Quando c'è da firmare l'Italia corre entusiasta, poi se ne frega altamente. La vaccinazione forzata è veramente contraria a qualunque legge sia umana, sia umana, voglio dire, legale, Con i fatta da bambini, legislatori, sia morale. con i bambini comunque, io anche per i miei figli ho visto che chiedono e chiedono con minaccia, cioè quasi dire non ammettiamo a scuola i bambini se non sono vaccinati, quindi c'è l'obbligo oggi di vaccino comunque realmente. Sì, sì, ma addirittura c'è di peggio, perché si spacciano addirittura per obbligatori vaccini che obbligatori non sono. Quindi si peggiorano molto le situazioni e addirittura ci sono delle regioni in cui il governatore della regione, nella sua corsa a essere il primo della classe, vorrebbe addirittura aumentare per la sua regione di competenza, aumentare il numero di vaccinazioni, quindi di vaccinazioni obbligatorie. Addirittura leggevo ieri che nel Lazio, il governatore del Lazio vorrebbe obbligare tutti i vecchi ultra 65enni a vaccinarsi contro l'influenza. Qui siamo veramente fuori dalla grazia di Dio, Sì. fuori dal mondo siamo. C'è una domanda interessante, ce ne sono due sui vaccini. Ci sono dei vaccini buoni e vaccini cattivi oppure bisogna stare attenti a tutti i vaccini? A tutti i vaccini, tutti. Noi da 15 anni li analizziamo, ne abbiamo analizzati 45 tipi, quindi molte centinaia di campioni, di lotti diversi, di 45 tipi, sono tutti pesantemente inquinati, tutti. E c'è una domanda collegata, dove si può leggere qualcosa sui vaccini? Cioè come si può prendere informazioni di studi, di scientifici, di ricerche riguardo i vaccini? C'è qualcosa, un libro che lei ha scritto Allora, oltre... C'è qualcosa? sì, Non so. allora, la gente è un po' strana perché intanto io ho fatto molte centinaia di conferenze su questo, mostrando le fotografie al microscopio elettronico di quello che c'è dentro. Ho scritto dei libri, ne ho scritti in italiano, ne ho scritti in inglese, ne ho scritti in francese, uno addirittura è stato tradotto in estone dei libri in cui parlo di vaccini. Adesso a giugno dovrebbe uscire un altro libro in inglese in cui parlo di queste cose, sono libri scientifici, però ho scritto anche libri divulgativi, ho scritto centinaia di articoli, c'è un articolo che ho pubblicato nel 2017 che ha fatto il giro del mondo, in 36 ore ha fatto il giro del mondo,
Mi hanno scritto in 36 ore dalle repubbliche baltiche al Canada, alla Nuova Zelanda, tutti mi hanno scritto, e addirittura le case farmaceutiche volevano che l'editore ritirasse quell'articolo perché erano terrorizzati. Quindi lì si possono leggere queste cose. Ma ancora più interessante è leggere ciò che scrivono le ditte farmaceutiche. Questa è una cosa strana, perché è chiaro che la ditta farmaceutica non le scriverà mai che loro inquinano i vaccini, perché non glielo scrive, ma le scrivono quello che c'è dentro ai vaccini, o almeno non proprio tutto, ma quasi. E se uno ha un pochino di cultura medica, chimica, biologica, farmaceutica, ha la pelle d'oca a leggere quello che c'è nei vaccini, la pelle d'oca. Per non dire poi, questo è un argomento che sarebbe enorme, quello dal punto di vista religioso. Io ho tenuto addirittura una conferenza in Vaticano su questo, pensi un po', io non credente ho fatto una conferenza in Vaticano, invitato da un cardinale, il cardinale Leo Burke, cardinale americano. Lo conosco. Com'è? Lo conosco, l'ho incontrato a una presentazione di un suo libro con un'associazione di cui faccio parte. Perfetto, bene. Lui mi invitò in Vaticano, io ho fatto una conferenza in Vaticano, in cui ho spiegato determinate cose che vanno contro il canone 1398 del codice di diritto canonico, che è il peccato più grave che può commettere un cristiano, cioè l'aborto volontario, addirittura a scopo di lucro come aggravante. E quindi, secondo questo canone, il Papa è scomunicato. Questo secondo il diritto canonico. Il Papa è scomunicato. Quindi è una cosa importante quella che sta dicendo, non pensavo di arrivare a toccare anche questo tema. Sì, ci sono tantissimi temi. Comunque, torniamo a quello che scrivono le ditte farmaceutiche. Basterebbe leggere le schede tecniche dei vaccini, che sono pubbliche, anche se il medico cerca di non fargliele leggere. E questo commette veramente un crimine morale il medico, perché è obbligato a fargliela leggere, ma non lo fa. Bene, allora io, dottore, le dico un paio di cose. Come ci siamo già detti per telefono giorni fa, per me in maniera attiva ci sarà un percorso da fare per trovare la strada e mantenere il suo laboratorio, per trovare la strada di utilizzare o comprare un microscopio. Ovvio, me lo stanno chiedendo anche con le domande, alcune persone vogliono donare. Quanto costa il microscopio? Costa 488.000 euro più 120 all'anno di manutenzione. Ormai ho imparato a memoria tutti i costi, assolutamente. Quindi io ci sono, ragazzi, ci sono per il dottore. Ovviamente, come dico sempre, se non ci si mette insieme si fa ben poco, cioè una persona singola può far ben poco. Il dottore mi ha raccontato che personaggi importanti sono andati lì da lui a dirgli faccio questo, faccio quello, calciatori noti, attori importanti, presentatori importanti, senza che mi rifacciamo i nomi. Lui a me mi ha fatto i nomi, però evitiamo di fare nomi, ma poi sono andati lì un giorno sì facciamo e poi non hanno fatto nulla. Io sono qui, ci sto mettendo la faccia, come si è prestato poi il dottore a darci la seconda intervista. Le anticipo, dottore, che ci sarà una terza intervista probabilmente la prossima settimana. Intanto mi attivo su come trovare appunto la strada che non sia troppo gravosa per me personalmente e che sia utile per lei per mettere insieme questa cifra e soprattutto per avere poi fondi in maniera costante per lavorare 1 anno, 2 anni, 3 anni, perché qui non so se le persone che ci seguono l'hanno capito. Una persona come il dottor Montanari non lavora per se stessa, sta lavorando per l'umanità, nemmeno per gli italiani. Quindi ritengo che tanti soldi che buttiamo in cazzate dovremmo un attimino farci due domande e capire. C'è una cosa, senza andare, ok, voglio dare i soldi a Medici Senza Frontiere, voglio adottare un cane a distanza, mandare i soldi in Africa. Per me oggi bisognerebbe dare delle priorità e sulla scala delle priorità oggi un progetto come questo, cioè la salute per gli italiani e per il mondo, evitare robe del genere e soprattutto di farci prendere in giro, dovrebbe stare in cima. Detto questo, una delle idee che mi è venuta
adesso mentre lei parlava, tanto io adesso faccio la solita chiamata all'azione perché ho un gruppo dove, come le dicevo, faccio formazione che si chiama To The Top Together, 4T, che oggi ho reso gratuito perché, dottore, capisce il momento, cerco di aiutare le persone dandogli l'informazione qui, quindi la verità, ma di là proprio la formazione, cioè come raggiungere gli obiettivi, quali sono le attività da proteggere in questo momento, quelle nuove che ripartiranno quando si apriranno i cancelli, insomma tutto quello che serve, oltre agli audiolibri. Una delle idee che mi è venuta è che posso fare in modo che quando ridiventerà a pagamento dopo questa emergenza, una percentuale di tutto quello che è il transato, il gruppo costa poco, 30 euro a persona, però una percentuale magari la destiniamo tutti i mesi ai suoi progetti. Ovviamente non metteremo insieme il $500.000 per comprare il microscopio, su quello si possono fare delle raccolte, ci organizziamo. Questo per dire a tutti quelli che ci seguono, entrate nel gruppo To The Top Together, che trovate il link qui sotto, perché anche lì darò delle comunicazioni, ci saranno appunto le iniziative per aiutare il dottore e soprattutto se il dottore ci porterà delle altre informazioni importanti. La prossima settimana comunque lo rinviterò qui, quindi like o segui per primi sulla pagina Facebook oppure sul canale YouTube, iscriviti di modo che potrai ricevere le notifiche delle dirette. Dottore, io la ringrazio con tutto il cuore, veramente con tutto il cuore. Grazie, grazie, grazie. Chi sta a casa non lo sa, ma lei si è venduta anche casa per pagarsi la ricerca che sta facendo. Quindi veramente grazie per essere nato, per aver fatto quello che sta facendo e mi auguro di poterla supportare. Non sarà facile, troveremo, come lei ha trovato, tante difficoltà e persone che si oppongono, ma se ci uniamo, To The Top andremo insieme, together, cioè insieme si fa veramente la forza per raggiungere l'apice del nostro benessere, che sia economico o personale. Grazie ancora, dottore, e ci sentiamo nei prossimi giorni, sia telefonicamente e poi la rinvito di nuovo. Grazie ancora. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Allora, grazie anche a te che mi hai seguito, grazie se hai condiviso questa diretta, perché hai visto ne valsa veramente la pena. Usare antipiretici, roba di tipo paracetamolo, sta roba qui quando si ha la febbre fa male perché inibisce la possibilità di far lavorare meglio i nostri anticorpi, la febbre è una cosa sana, e tante altre informazioni che sono passate anche riguardo e soprattutto questa pandemia che, come dice ovviamente il dottor Montanari e tanti altri, sembra non esistere. È una roba che forse, perché io non ho la verità in tasca, poteva essere evitata e oggi potremmo essere a piede libero invece di essere agli arresti domiciliari. Comunque, se non hai condiviso la diretta, per favore condividila, questa è una roba che anche indifferita domani, dopodomani, deve andare in giro per l'Italia. E se non sei ancora nel gruppo To The Top Together, clicca nel link qua sotto, è gratis, non verrà richiesto pagamento di nulla, quindi carta di credito, niente, nulla, entri come un gruppo di Facebook e per tutto il tempo che è gratis goditi tutta la formazione in maniera gratuita, perché sì, informazione, ma poi ci deve essere una parte che sia formativa, cioè dove prendere le informazioni per creare valore, per guadagnare di più. Guadagnare di più, no, per guadagnare di più non serve fortuna, non servono biglietti del gratta e vinci, come vedi la politica non paga le casse integrazioni, non paga le partite IVA e tantomeno dà un calcio in culo agli imprenditori. Quindi ragazzi, qui o ci aiutiamo da soli o stiamo messi male. Ti ringrazio, ci vediamo nel To The Top Together, anche perché domani ci sarà la diretta domande e risposte dove io personalmente rispondo alle tue domande. Quindi se entri adesso, domani hai la possibilità che ti rispondo a qualche domanda in merito alla video lezione che ho fatto lunedì, quindi riguardo come si può creare comunque valore, quali sono le attività che oggi sono in crisi e forse da lasciar perdere e quelle che invece si stanno aprendo e possono essere una grande opportunità in questa ripartenza. Ti ringrazio e ci vediamo domani per la prossima diretta, o qui o anche nel gruppo To The Top Together. Ciao e buona serata.